Alcuni frammenti di un cornicione si sono staccati dal condominio comunale di via Alga 16 a Sottomarina e sono caduti a terra attorno alle ore 13:45 di oggi, fortunatamente senza centrare eventuali passanti. La struttura era già pericolante nonostante il comune abbia già sistemato la copertura del tetto nel 2018. Prontamente la polizia locale e i vigili del fuoco si sono recati nella zona, allo scopo i primi di transenare e circoscrivere l'area di caduta, i secondi di mettere in sicurezza l'edificio. Da tempo i residenti nell'immobile di edilizia popolare lamentano anche lo stato delle fognature. Per questo motivo è atteso in loco anche un tecnico del comune. Un furto davvero miserabile, stamane alle 10:30, è stato compiuto in calle San Cristoforo a Chioggia durante lo svolgimento del mercato settimanale. Dal cestino di una bicicletta parcheggiata provvisoriamente, mentre la proprietaria si era recata ad acquistare il pane in Corso del Popolo, sono sparite le borse della spesa avvenute la mattina, ovvero un po' di frutta e 2 K-Way nuovi da bambino. A impossessarsi delle borse, secondo una testimone oculare che avrebbe visto la scena dalla finestra, sarebbero 2 chioggiotte, madre e figlia, le quali hanno agito evidentemente con tempismo e rapidità, tanto da far perdere le proprie tracce. Il signore ha comunicato alla vittima del furto anche come erano vestite le ladre. Il tutto è avvenuto in un lasso di tempo davvero veloce, eludendo la sorveglianza di volontari e agenti. L'erogazione dello stipendio ai portuali di Venezia e di Chioggia è assicurata. Lo ha garantito il presidente dell'autorità di sistema Pino Musolino, dopo che era stato bocciato il piano dell'ente da parte dei consiglieri delegati della regione e della città metropolitana. A darne notizia il presidente della compagnia lavoratori portuali di Chioggia, Massimo Naccari, in un articolo pubblicato nel numero odierno del Gazzettino, a firma del giornalista Diego Degan. Abbiamo avuto precise rassicurazioni, scrive Naccari, che l'autorità di sistema provvederà a reperire le risorse e consentire di far fronte alle profonde difficoltà venutesi a creare nei porti di Venezia e di Chioggia. Questo anche se la mancata approvazione del consuntivo limita l'autorità presieduta da Musolino nell'erogazione del contributo di sostegno già previsto dal decreto Rilancia Italia. Il dissenso verso un bilancio in salute, nota Naccari, è incomprensibile a fronte di un avanzo di 26 milioni e un utile di 11 milioni. Regione e città metropolitana hanno già comunicato la propria assenza dalla riunione del Comitato di gestione del porto, convocata per il prossimo 26 giugno, nella quale la situazione potrebbe essere aggiustata. Quindi l'autorità ha deciso di salvare le casse dei 130 lavoratori impiegati, 100 a Marghera e 30 a Chioggia, attingendo ai fondi per gli investimenti e trasformandoli in contributi, anticipando così il pagamento degli stipendi. Il capogruppo del PD, Jonathan Montanariello, presenterà alla prima seduta utile del Consiglio Comunale un ordine del giorno per discutere l'operato del settore lavori pubblici. Che navigano a vista non è più un segreto per l'amministrazione della città, commenta Montanariello. Abbiamo potuto ammirare strade chiuse senza permesso, strade asfaltate eliminando i segnali presenti, senza preoccuparsi di realizzare quelli nuovi, agenti di polizia locali che devono intervenire perché su alcune strade diventa difficile capire chi può transitare e se sia possibile comminare le multe.
L'esponente dell'opposizione mette nel mirino Strada Madonna Marina. A proposito di segnali inesistenti, ci sono imprese che non hanno più posti auto loro riservati, le uscite dai vicoli laterali non hanno più la garanzia di un transito privo di pericoli. Via Arnica, ad esempio, purtroppo ormai è la barzelletta cittadina. La risposta data ai cittadini, riferisce Montanariello, è aspettate qualche settimana, senza contare il particolare momento storico. Per settimane ho contattato gli uffici, afferma il consigliere democratico. Nessuno sapeva nemmeno di cosa stessi parlando, per poi scoprire, durante un incontro casuale, un dipendente dei lavori pubblici che andava a controllare il rifacimento delle strisce pedonali in lungomare e mi confermava che nemmeno lui era a conoscenza di queste situazioni. L'ordine del giorno è mirato ad esprimere la volontà politica di nominare una figura terza a sovrintendere il settore lavori pubblici, di modo che ci sia un maggior coordinamento e collegare i pezzi che, secondo Montanariello, sempre più spesso dimostrano di non essere in rete tra loro. Questa figura potrebbe essere politica o un tecnico esterno. È in corso l'approvazione del progetto esecutivo per quanto riguarda la nuova rotatoria lungo la strada Romea a Valli di Chioggia al chilometro 94-200. ANAS infatti ha informato il comune di una conferenza di servizi necessaria per il rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni e licenze, allo scopo di apporre il vincolo preordinato all'esproprio dei fondi sopra il quale l'ente del gruppo Ferrovia dello Stato andrà a costruire. Uno di questi terreni, di 222 metri quadrati, è di proprietà comunale. L'approvazione del progetto esecutivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. La comunicazione di ANAS riguarda pertanto i soggetti che figurano intestatari dei terreni, quindi anche il comune di Chioggia, a sottoporre i propri rilievi e osservazioni entro la durata di 30 giorni dalla ricezione del documento. Sarà contingentato l'accesso di auto a Porto Caleri e al giardino botanico verso il mare. Lo ha deciso il sindaco di Rosolina, Franco Vitale, dopo che la scorsa domenica era stato preso d'assalto il parcheggio gratuito nello spazio adiacente alla spiaggia libera. A presidiare il varco 2 volontari della protezione civile e della polizia locale. Vitale, che ha svolto un sopralluogo diretto nella zona, non teme l'impopolarità. Se succede una tragedia sarò il primo a pagare. Nel weekend infatti erano state notate anche auto in doppia fila, con il timore di incendi in pineta che renderebbero difficile l'evacuazione dell'area. La chiusura totale della strada al traffico era comunque stata applicata nella tarda primavera per 2 fine settimana di seguito. It's not a game, it's a rich thing.